ma mai aveva notato quella strana persona che se ne stava nascosta al limitare del pascolo, dove sorgeva una densa macchia di querce e di rovi. Il figlio di Bray, La nostra Katie è venuta a chiedermi chi fosse quello strano bambino che di notte sta seduto sul davanzale della stanza sua e del piccolo John. La polizia di Tucson, Arizona, non trovò mai una spiegazione logica per quel che accadde a Warren Avenue. Subito pensò al corpo di un animale, ma quando si avvicinò per guardare meglio, restò sconvolto. Ma ci sono casi in cui uno o più omicidi non sembrano motivati da intenti razionali. Sarebbe all'origine di una storia così profondamente inquietante che ne sconsigliamo la visione se siete facilmente... Non poteva immaginare ciò che avrebbe trovato sul pavimento della propria cucina. Maria Gomez, da forze diaboliche. Era infatti persuasa di aver visto un fantasma in soffitta. Quello che videro, una volta giunti sul luogo, li lasciò profondamente sconcertati. Queste potessero in qualche modo fornire una sorta di portale fra il mondo e l'aldilà. Fuori rumoreggiava un temporale che entro breve si sarebbe abbattuto con furia su quella zona. Un demone di fumo si è risvegliato, furono le sue esatte parole. Se scenderete sottoterra... I fenomeni che coinvolgono il variegato mondo del paranormale è rappresentato dalle così chiamate lettere morte o lettere dal nulla. 3 giorni non sappiamo dove ci troviamo, da quando la goletta Minerva è entrata in questo banco di nebbia a largo dello stadio. Una canzone che secondo molti avrebbe il potere di uccidere. In una piovosa e cupa... È un aneddoto che i poliziotti del Dipartimento della Contea di Enrico, Virginia, amano ancora raccontare.